Allora, questa sera siamo qui con Gambino, che è il nostro migliore in campo, e con Messina. Partiamo con Messina, i sconfitti, ragazzi, partita persa all'ultimo secondo, direi. Sì, perché praticamente noi a questa partita ci tenevamo, perché diciamo, la loro squadra ci siamo confrontati più volte e quindi per noi diciamo, l'avevo capitalizzata come una specie di derby, piccolo derby. Quindi un po' dispiace, anche perché diciamo che all'inizio abbiamo dato praticamente quasi tutto, quindi poi ci siamo trovati un po' sfiancati Visto che comunque siete sempre in vantaggio per la fase finale. Sì, infatti, perché proprio abbiamo dato tutto il massimo, perché l'avevo detto ai ragazzi, perché ci tenevamo a questa partita. Perché secondo te questo calo di concentrazione nel finale? Ma secondo me è dovuto anche un atteggiamento anche sbagliato dalla squadra, a partire dal mio, che diciamo cercavo di incitare i ragazzi, però come ti ho detto prima ci tenevamo, quindi quando prendiamo una batosta e quindi ci cominciamo a recuperare, arrivano anche al pareggio, poi all'ultimo ci siamo confusi, quindi sì, tentavamo diciamo Comunque sicuramente rispetto alla prima partita c'è sempre un miglioramento, quindi si aspetta la terza, la quarta e così via. Speriamo meglio sicuramente. Grazie mille Marco. Adesso Vasile invece è Gambino, migliore in campo con 4 gol e fautore della rimonta. Sì, vabbè, speriamo anche noi a questa partita, anche per noi era un derby che conosciamo da tempo. Ci abbiamo messo tutta, diciamo, ci siamo concentrati a non perdere concentrazione come è successo nella scorsa partita, perché eravamo nervosi da morire, non riuscivamo a tenere palla sui piedi. Oggi diciamo pure, però ci siamo messi più di coraggio, dovevamo vincerla per forza, ci siamo messi questo in testa e ce l'abbiamo fatto. Tu il capitano è il trascinatore nel processo di questa partita. Vabbè, anche gli altri ci hanno messa tutta, non posso mettere niente, ci hanno messo tutta veramente, non posso farlo. Comunque anche chi ha corso più di me. Hanno aiutato loro, questi sono i primi 3 punti. Sì, speriamo che ci saranno anche altri. Perché dopo diciamo, il passo falso della prima partita che comunque dovevamo pure vincere, ci siamo deconcentrati e ora cercheremo di vincere anche gli altri. Il futuro per la terza giornata sono belli. Ragazzi, ancora complimenti e soprattutto a te. Grazie. Alla prossima. Va bene.